La soddisfazione è molta perché qui oggi ci sono più di 350 atleti, 41 società che arrivano da tutta Italia, non so se si sente il tifo e il pubblico presente. È una sfida che abbiamo accettato qualche mese fa con il Comitato Regionale Canoa. È un momento difficile per tutti, anche per le società sportive, ma grazie alla sinergia tra i due comuni di Tarso e Revigne Lago, il Comitato Regionale Canoa e tutto lo staff che ci sta attorno, che sta lavorando anche grazie alla collaborazione delle nostre associazioni locali, c'è la Croce Rossa, ci sono gli alpini, c'è la protezione civile, siamo riusciti anche quest'anno ad organizzare queste gare, che sono titoli italiani importanti per noi, ma soprattutto per il mondo dello sport. L'importanza che do a questa giornata è, oltre al fatto di essere riusciti, seppur con qualche difficoltà, a organizzare anche quest'anno i campionati di canoa, è quella di aver dato un segnale di ripartenza, quindi di speranza, che in questo momento secondo me è il segnale più importante, oltre ovviamente al ringraziamento per l'impegno svolto da parte del Comitato Veneto regionale, che è il promotore, l'ideatore e l'organizzatore di questo evento, alla Federazione Italiana di Canoa e Kayak. Ricordo anche che da ieri abbiamo qui nostro ospite il presidente nazionale della Federazione Italiana, Luigi Bonfiglio, e anche il vicepresidente Adelfi Scaini. Ci sono due momenti, uno che si è concluso alle 11:30 che riguarda il campionato italiano per società. Hanno partecipato 41 società provenienti da tutto il territorio italiano, portando qua i migliori atleti, perché è una classifica a punti dove ogni atleta porta il punteggio in base al risultato che consegue nella gara. Posso anche darvi la classifica: ha vinto il Canoa San Giorgio davanti alle Fiamme Oro, quindi Polizia dello Stato, e alla Verbano, quindi 3 regioni diverse, Friuli, Lazio e Piemonte. Queste sono le regioni di provenienza di queste società. È la prima gara nazionale che viene fatta quest'anno in periodo Covid, quindi diciamo è un test probante per tutti gli atleti. Mancano gli atleti della nazionale senior maschile che sono impegnati in ritiro in previsione delle Olimpiadi del prossimo anno a Tokyo, e quindi per noi è stata una festa poter riappropriarci dei nostri posti, dei nostri luoghi, della nostra acqua e della nostra natura. Mentre invece poi la seconda manifestazione è similare alla prima, solo che invece di rappresentare le società rappresentano le regioni, quindi si stanno sfidando con le ammiraglie, cioè le barcazioni a 4 posti, perché la canoa si fa c'è il kayak con la pagaia, quindi doppia pala, e la canadese che si pagaia solo da un lato, e quindi le due barche ammiraglie sono il K4 e la canadese a 4 posti, e si stanno sfidando le varie regioni su queste distanze per vedere qual è la regione che mette in acqua i migliori atleti. Io è già da un po' di anni che frequento questo campo di gara e devo dire che la conformazione del bacino è perfetta per le gare dei 500 metri e 200 anche. Poi soprattutto diciamo che le corsie sono uguali per tutti gli atleti, quindi questo è un punto a favore. Poi non c'è quasi mai vento e quindi permette di gareggiare in condizioni ottimali. Poi anche il paesaggio attorno merita veramente il colpo d'occhio, è molto bello per gli atleti, anche per la gente che viene a vedere le gare, quindi sicuramente è un posto dove noi delle Fiamme Gialle torneremo, perché questa qua è la prima gara che facciamo qui come Fiamme Gialle e penso che torneremo anche l'anno prossimo perché ci siamo trovati bene. Una consacrazione che ci permette di guardare avanti e pensare soprattutto al 2024, quando a Parigi sono in programma le Olimpiadi, e il nostro sogno è quello di realizzare qui un campo di regata permanente di 500 metri, che è appunto la distanza olimpica, per allenare non solo i nostri ragazzi verso questo traguardo decisamente ambizioso, ma anche potenzialmente le squadre che possano arrivare sul lago di Revine provenienti dall'estero. Parlo dalla Slovenia, alla Svizzera, alla Francia, alla Germania, e paesi contermini che soprattutto durante i periodi invernali hanno difficoltà di allenamento proprio per cause legate alle condizioni meteorologiche. È un'idea che nasce dalla constatazione che innanzitutto ci troviamo in un ambiente consono alla canoa. È un ambiente naturale davvero entusiasmante
La canoa è stata riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente come sentinelle delle acque, quindi tutto ciò che rientra nel nostro piano strategico, che non è solamente agonismo ma è anche sociale, come la tutela dell'ambiente, come l'inclusione di tutte le attività.